Entriamo in studio perché abbiamo un ospite, è tornato a trovarci, infatti Riccardo Rodriguez, è consigliere comunale di opposizione al Portogruaro. Ben trovato Rodriguez, grazie davvero per essere tornato qui nel nostro studio di Videoregione. L'abbiamo chiamata Rodriguez se non altro perché lei è il presidente proprio del Consiglio Comunale e al sindaco Antonio Bertoncello scrive con una lettera a quanto pare provocatoria, ovvero una domanda, chiede perché non ci sono delle bottigliette d'acqua nel Consiglio Comunale. È una provocazione? Non è una provocazione, è un dato di fatto. Sostanzialmente fino a qualche anno fa si usavano le bottigliette d'acqua sul tavolo della giunta dei consiglieri comunali. Oggi si usano delle volgarissime caraffe che vengono coperte in modo artigianale senza alcuna norma igienico-sanitaria, che secondo me mette a rischio l'incolumità sanitaria di noi consiglieri, della giunta e del sindaco stesso. Cioè qualsiasi persona potrebbe mettere all'interno della caraffa, senza che noi ce ne accorgessimo prima dei lavori, una qualsiasi sostanza che potrebbe essere fuori controllo per la nostra salute. Lei ha paura quindi di essere contaminato? Io ho paura di essere avvelenato, perché di questi tempi non c'è da fidarsi di nulla e quindi la salute pubblica, io ricordo che il sindaco è il primo responsabile della salute pubblica, quindi se all'interno dei palazzi istituzionali, quindi il municipio che è la casa dei cittadini, non è garantita la incolumità e l'igiene, figuriamoci questa amministrazione di Portogruaro cosa potrà garantire ai cittadini da qua ai prossimi 5 anni. Sono veramente preoccupato di poter essere avvelenato o poter ingerire in qualche modo sostanze che il fisico non può controllare. Qualora il Presidente del Consiglio, comunque il Sindaco Antonio Bertoncello, non avvalorasse appunto la sua domanda, lei che intenzioni ha? Io mi rivolgerò subito agli ispettori dell'AS 10 perché prendono in mano questa gravissima situazione di incuranza e di negligenza dal punto di vista igienico-sanitario, perché si provvede. Io mi auguro che già nella seduta del lunedì 3 maggio sui tavoli si possano trovare le bottiglie. Volevo soltanto correggere quello che lei ha detto in apertura, non si tratta di una lettera ma è una domanda di attualità che è il primo punto posto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Questa di fatto è la prima domanda di attualità di questa nuova consigliatura. Allora, bottiglie d'acqua al posto delle caraffe, questo la prima domanda del consigliere di opposizione del PDL nel Consiglio Comunale che si terrà proprio a Portogruaro, Consiglio Comunale di Portogruaro che si terrà proprio lunedì. Avrete altri argomenti di cui dibattere? Ma dobbiamo discutere delle linee programmatiche che il sindaco ha individuato per i prossimi 5 anni di legislatura, quindi io leggendo qualche passo mi sono reso conto che dal 95, da quando entrai per la prima volta in Consiglio Comunale, questo è un libro dei sogni, quindi credo che perché si possano realizzare tutte le cose che il sindaco Bertoncello ha raccontato, queste fiabe fantastiche ai concittadini di Portogruaro, ci vorranno almeno 20 anni, ma conoscendo i tempi della lentezza amministrativa credo che 50 anni possano bastare. Grazie. Riccardo Rodriguez è consigliere di opposizione in comune a Portogruaro tra le fila del PDL e noi